Tanti campioni della Lega si metteranno in luce, eccone uno, Rocco Giordano, se ne va, triplo dribbling e palla subito di lato, Forcina a centimetri dall'1-0. Su punizione era arrivato il vantaggio della Pisana, qui Nolano. Rasoterra, De Bernardo, Sabatini, la palla rimane lì, Forcina si gira in area e trasforma il pari del Cotton Club alla terza occasione creata. Alla fine Forcina fa 1-1, era arrivato su punizione il vantaggio della Pisana. Sugli sviluppi di una punizione arriva il pari del Cotton. Ginocchio di Forcina, pregevole protezione, in mezzo a due si gira Forcina. Grande assist a Nolano, che sollecita ancora De Bernardo. Tutte le prime 5 giornate a cui abbiamo assistito a dare gran spettacolo. Forcina la stoppa, si gira e tira. De Bernardo a terra. Di Pasquale Filonardi questa segnalazione. Quando Forcina calcia, ma De Bernardo si supera ancora sul suo palo. Va a complimentarsi Forcina. Non lo tengono davvero. Allora Rocco Giordano col sinistro, Forcina dentro e Bertoldi in stirata se lo perde Ferretti. Grandissima azione del Cotton Club della fascia, è 2-3. Applicazione perfetta dei dettami dalla panchina per Bertoldi, che sta anch'egli decidendo la gara col gol del 3-2. Qui Forcina si getta a terra, è stanchissimo, va a prendersi un giallo che non impoverisce. Una prestazione straordinaria. La tocca a Forcina con le ultime energie, prova a difendere un pallone, torna Rocco Giordano, l'appoggia a Forcina, ha il sinistro che attraversa tutta l'area, è rimessa laterale.